E nessuno può dire egoisticamente io faccio così o io faccio colà. Quindi dobbiamo essere responsabili nel preciso momento che noi prenderemo una decisione di questo tipo, in maniera sia strategica, che questa è la differenza, perché per vincere ci vuole una giusta strategia, ma ci vuole una fermezza, una determinazione, una convinzione, perché se no non ce la facciamo. Partiamo tutti da un presupposto: noi, cittadini italiani, abbiamo ragione, i banditi stanno dall'altra parte, lì si stanno i banditi. Quindi noi, con tutte le differenze che possiamo avere, con tutte le diversità, con tutto ciò che stiamo mettendo in campo, perché non è facile dialogare tra di noi, non era il nostro mestiere. Quanti di voi che stavano insieme nei stessi presidi hanno discusso soprattutto per problemi di carattere? Quanti? Il 99% dei presidi. È successo questo, perché non eravamo preparati. Il nostro mestiere è lavorare, produrre. Nessuno di noi ha mai fatto queste cose. Quindi all'inizio, diciamo, il sistema si è fatto forte di questo ed è riuscito a infiltrarsi in maniera cancerogena, come sanno fare, e a dividere. Hanno solo ritardato l'iniziativa. Quindi noi non possiamo più permetterci di sbagliare. Ripeto, abbiamo ragione. Io non voglio analizzare i fatti perché siamo in crisi, perché tutti lo sapete, ma voglio solo dirvi: guardate gli ultimi programmi politici degli ultimi 15-20 anni di tutti i partiti politici, di tutti. Qualcuno nel suo programma aveva messo il MES, Maastricht, Lisbona? Qualche figlio di puttana di questi partiti aveva previsto? Hanno dato la nostra sovranità senza interpellarci.